essere riusciti in pochissime ore ad avere la certezza della targa è un grandissimo risultato che fa giustizia anche di questa persona che è deceduta. La polizia locale di Treviso è riuscita a identificare l'automobilista che sabato sera lungo via Podgora nel quartiere di Sant'Antonino ha urtato con lo specchietto e fatto cadere il 76enne Luciano Paro, dandosi poi alla fuga. L'anziano finito a terra sembrava aver rimediato solamente la frattura di una caviglia, ma in pronto soccorso il suo cuore ha ceduto. Le indagini dei vigili sono proseguite senza sosta. L'attenzione, grazie al racconto dei testimoni, si è focalizzata su una Golf bianca. Che attraverso i sistemi di videosorveglianza privati che sono presenti in questa via e anche alla videosorveglianza della città siamo riusciti ad individuare il veicolo, il pirata della strada, che sabato sera ha ucciso un uomo in questa via. Sul responsabile pende l'accusa di omicidio stradale e omissione di soccorso. Al momento l'automobilista, di mezza età, un cittadino kosovaro residente in un comune della cintura urbana di Treviso, non si trova. L'uomo risulta essere irreperibile, però lo stiamo cercando. L'importante era avere la targa e su questo non ci sono dubbi, perché abbiamo un fotogramma ben chiaro con il danno avuto sull'autovettura. Lo specchietto retrovisore destro mancante, quindi era frutto di questo urto con l'uomo che poi è deceduto all'ospedale. Il sindaco Mario Conte ha espresso la vicinanza dell'amministrazione alla famiglia della vittima, rivolgendo poi un messaggio all'investitore. L'appello che faccio a colui che purtroppo ha investito questa persona è quello di costituirsi, perché ormai è stato identificato, e quindi io credo che bisogna mettere la parola fine a questa vicenda facendo giustizia.